Eder. Mac Pallister. Claudio Sterpin, amico intimo ed ex compagno di Liliana Resinovic, non riesce a trovare pace, né tantomeno risposte concrete alle molte domande che da oltre 3 anni lo tormentano. Da quando il 5 gennaio 2022 il corpo della donna è stato rinvenuto nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, Sterpin non ha mai smesso di cercare la verità, convinto che dietro alla morte dell'amica vi sia un disegno premeditato e orchestrato da più persone. E in questa trama oscura accusa apertamente il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, di avere avuto un ruolo centrale, se non decisivo. La scomparsa, 14 dicembre 2021. Liliana Resinovic, 63 anni, scompare dalla sua abitazione nella mattina del 14 dicembre 2021. Le immagini di videosorveglianza la riprendono mentre si allontana a piedi nei pressi della scuola di polizia di via Damiano Chiesa. È l'ultima volta che viene vista viva. Il marito, Sebastiano Visintin, ne denuncia la scomparsa dopo qualche ora e nei giorni successivi parte una massiccia campagna di ricerche e appelli, anche televisivi. Ma di Liliana nessuna traccia, almeno fino all'Epifania dell'anno successivo. Il ritrovamento, 5 gennaio 2022. Il 5 gennaio 2022, il corpo senza vita di Liliana viene scoperto da un operatore ecologico nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Un'area verde e parzialmente isolata, ma comunque frequentata da persone. La donna è rannicchiata dentro 2 sacchi neri, avvolta in 2 sacchi della spazzatura trasparenti, con il volto coperto da una busta legata. Indossa gli stessi vestiti con cui era stata vista l'ultima volta. Inizialmente si ipotizza un gesto volontario, ma sin dall'inizio Claudio Sterpin respinge con forza questa idea. Le domande senza risposta nel tempo. Sterpin è diventato uno dei principali punti di riferimento nella ricerca della verità su quanto accaduto a Lilly, come la chiamava affettuosamente. In una recente intervista rilasciata a Open, l'uomo non nasconde la sua esasperazione. Chi l'ha portata là? Quanti erano? E quando? Si chiede con amarezza. Per lui è impensabile che il cadavere possa essere rimasto per 21 giorni all'aperto, nel punto in cui è stato trovato. Lo stato di conservazione del corpo, quasi perfetto, secondo quanto descritto dallo stesso Sterpin, lo porta ad escludere che fosse lì sin dal giorno della scomparsa. Se fosse rimasta lì dal 14 dicembre, afferma, il corpo sarebbe stato in stato avanzato di decomposizione. E poi i cinghiali della zona l'avrebbero sicuramente dilaniata, invece era integra. Questo vuol dire che è stata portata lì solo la notte prima, tra il 4 e il 5 gennaio. Secondo lui qualcuno, forse più di una persona, ha tenuto il corpo altrove in un ambiente refrigerato per poi disfarsene in un momento ben preciso. E insiste, è stato un fatto premeditato. Sebastiano non può non sapere. Io e Sergio, il fratello di Liliana, lo pensiamo da sempre. Lo zampino di Sebastiano non può non esserci e poi non può aver fatto tutto da solo. L'ipotesi dell'omicidio e i dubbi sulla scena. La sua teoria è chiara. La mattina del 14 dicembre 2021, Visintin avrebbe attirato Liliana in un tranello, aggredendola e soffocandola. Ma ciò che accadde dopo resta per lui un grande enigma. Chi l'ha tenuta? Dove è stata custodita per quasi 3 settimane? Chi l'ha trasportata in quel parco e come? Si domanda. Nel corso delle indagini è emerso che l'aggressione, secondo la ricostruzione della Procura di Trieste, sarebbe avvenuta proprio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, quindi nel luogo stesso in cui è stato trovato il corpo. Ma questa versione per Sterpin non regge. Non può trattarsi, secondo lui, della scena primaria dell'omicidio. Troppi elementi non coincidono, primo fra tutti l'integrità del cadavere. L'accusa a Visintin, Sebastiano Visintin, ex fotografo ed ex vigile urbano, è oggi formalmente indagato per omicidio volontario. Secondo l'ultima informativa depositata dalla procura, avrebbe percosso o graffiato e infine soffocato la moglie il giorno stesso della scomparsa. Ma per Sterpin questo non basta a spiegare tutto. Se è stato lui, e gli auguro di no, non può averla uccisa e poi fatto sparire da solo. Ci deve essere stato qualcuno che l'ha aiutato. Non parliamo di un corpo abbandonato in una strada, era in sacchi, sistemata con cura. È stata una messinscena pianificata, insiste. L'ipotesi che qualcuno possa aver refrigerato il corpo o quantomeno tenuto in condizioni tali da evitarne la decomposizione viene rilanciata con forza.
È una teoria che trova spazio anche tra chi, come Sterpin, conosceva bene Liliana e continua a lottare per ottenere verità e giustizia. Il silenzio del fratello Sergio, più cauto ma non meno determinato, è Sergio Resinovic, fratello della vittima. Anche lui, contattato da Open, evita di sbilanciarsi sulle ultime rivelazioni della procura. Non ho idea, dichiara. Auspico solo che si facciano le indagini e mi sembra che adesso le stiano facendo. Alla domanda se abbia più avuto contatti con Visintin in questi anni, la risposta è netta. No, mai. Un distacco che dice molto. Tra i due uomini non c'è mai stato un vero confronto. Il fratello di Liliana, così come Sterpin, ha sempre mostrato perplessità sulla versione dei fatti fornita da Visintin. La fuga e il silenzio. Negli ultimi giorni un altro elemento ha alimentato i sospetti. Sebastiano Visintin risulta irreperibile. Contattato più volte al telefono da Open, non ha mai risposto. Nei giorni precedenti alla notizia della sua indagine formale per omicidio, aveva continuato a pubblicare sui suoi profili social vecchie foto che lo ritraevano insieme a Liliana. Una sorta di memoriale pubblico, forse per cercare di rafforzare un'immagine di affetto coniugale che agli occhi di molti appare ormai compromessa. Il caso Resinovic continua a rappresentare uno dei misteri più inquietanti e controversi degli ultimi anni in Italia. A 3 anni dalla scomparsa, le domande fondamentali restano drammaticamente senza risposta. Chi ha ucciso Liliana? Quando e dove è morta realmente? Dove è stata tenuta prima di essere abbandonata in quel parco? E soprattutto, chi ha aiutato l'assassino? Per Claudio Sterpin e Sergio Resinovic, l'unica certezza è che la verità è ancora nascosta dietro una rete di bugie, silenzi e complicità. E ne sono convinti, Sebastiano Visintin non può non sapere. Nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025, Legnano è stata scossa da un tragico omicidio avvenuto in via Stelvio 16, dove Vasilika Potinku, una donna di 35 anni di origine romena, è stata trovata morta nel suo appartamento. La scoperta del corpo intorno alle 14:20, una vicina di casa, insospettita dalla porta dell'appartamento lasciata socchiusa, è entrata nell'abitazione e ha trovato la donna riversa a terra, con un coltello conficcato nella schiena. Ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma all'arrivo del personale del 118 ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le indagini in corso. I carabinieri della compagnia di Legnano, supportati dal nucleo investigativo di Milano e dalla sezione investigazioni scientifiche, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificare il responsabile, attualmente in fuga. Gli investigatori stanno esaminando una Volkswagen Polo bianca trovata parcheggiata a circa 200 metri dall'abitazione della vittima in via Canazza, di fronte all'ex ospedale di Legnano. L'area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e si sta cercando di determinare se l'auto appartenga alla vittima o se sia stata utilizzata dall'assassino per la fuga. Inoltre, gli inquirenti stanno analizzando il cellulare di Vasilika Potinku per ottenere informazioni sui suoi ultimi contatti e stanno ascoltando i vicini di casa per raccogliere eventuali testimonianze utili. Contesto e reazioni. La vittima viveva in affitto nell'appartamento da pochi mesi. L'omicidio è avvenuto durante il Palio di Legnano, una tradizionale festa cittadina, gettando un'ombra sulla giornata di celebrazione e lasciando la comunità attonita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.